Io sono per la tutela dei bambini. Nel momento in cui un bambino viene ammesso al mondo, noi possiamo discutere sulle modalità e magari lì intervenire prima che questi bambini vengano messi al mondo. Ma nel momento in cui il bambino c'è, ha un cuore che batte, si presenta davanti all'ufficio anagrafe, io credo che la nostra coscienza, il nostro cuore ci chiede di dare risposta a questi bambini. Oggi la legge non sempre ce lo consente di fare. Non lasciarsi trasportare dalle spinte emotive e ideologiche è l'appello mosso da Conte ai sindaci. Il presidente di ANCI Veneto chiede di scindere, cioè l'aspetto morale, da quello normativo. Che non dobbiamo mai agire al di fuori del perimetro della normativa. Se vogliamo ottenere un risultato che noi riteniamo giusto, dobbiamo aprire un tavolo di confronto politico nei luoghi preposti a questo tema che è il Parlamento. Non dobbiamo però, per questioni ideologiche, mettere a repentaglio quella che è la tutela poi dei nuclei familiari che in questo momento vivono un doppio disagio. Uno è quello di aver vissuto un'illusione, il secondo è quello di aver visto una procura respingere le loro richieste. Secondo Conte, la questione dell'iscrizione all'anagrafe non è una battaglia unicamente delle coppie omogenitoriali, perché il tema riguarda anche i figli di coppie eterosessuali. Per questo sottolinea come il suo punto di vista abbracci sempre la tutela dei bambini. Che la differenza tra chi fa politica e chi fa il sindaco è che i sindaci i bambini li incontrano, i bambini li trovano davanti all'ufficio anagrafe e con le famiglie i sindaci ci parlano, quindi tu entri nel dolore, entri nella sofferenza, entri nelle sensibilità e a queste sensibilità tu cerchi sempre di dare risposta. A volte la politica si ferma sulla carta. Decisioni che ricadono inevitabilmente sulla vita privata non solo delle famiglie ma anche degli stessi bambini. La cancellazione di uno dei due genitori dal certificato di nascita, infatti, preclude ai bambini di godere, per esempio, della possibilità di ricevere assistenza ospedaliera da entrambi i genitori oppure all'esclusione di uno di questi dalla vita scolastica dei figli. Le volontà politiche non spettano certamente ai sindaci, i sindaci portano delle esperienze di diniego dei diritti di questi bambini che portano sofferenza e portano esclusione da tutta una serie di diritti. Ecco, io credo che i tempi siano maturi per affrontare a livello politico questo tema.